La città di Rovigo ha una grandissima tradizione storica legata al teatro, legato al mondo della lirica. Infatti pensate che c'è traccia di un documento risalente al 1683 che parla di una rappresentazione teatrale avvenuta appunto nella città di Rovigo. Attualmente la città di Rovigo infatti deve molto della sua fama alla presenza del teatro sociale in Rovigo, nato negli anni da una fondazione creata dalle 11 famiglie nobiliari più ricche della città di Rovigo. Attualmente infatti la città di Rovigo ha iniziato la stagione teatrale già dall'ottobre dell'anno passato, del 2025, con un'opera che da 25 anni non si presentava nella città di Rovigo ed era l'opera mozartiana Così fan tutte. Però proprio per la sua storia e per la sua fama, infatti il Teatro Sociale di Rovigo è uno dei 3 poli dedicati alla lirica nell'ambito della nostra regione. La stagione teatrale però non prevede solamente spettacoli del mondo lirico, ma prevede anche spettacoli dedicati ai classici teatrali, addirittura spettacoli di musica jazz, con ampio spazio a delle ricerche innovative per quanto riguarda le rappresentazioni musicali. Quindi vediamo che il Teatro di Rovigo con la città di Rovigo stessa rappresentano un'ampia scelta per coloro che possono essere interessati al mondo della cultura e dell'arte in generale. Se siete quindi curiosi o volete approfondire, avrete modo di visitare la città di Rovigo e di trovare quello che più vi interessa nell'ambito delle rappresentazioni teatrali nel cartellone proposto dalla città di Rovigo.